Adesso si è in estate, le giornate sono lunghe, la visibilità è buona. D'inverno alle 5 di sera qua è da avere paura. Il signor Giuseppe ci aveva già chiamato lo scorso autunno, ma da allora poco è cambiato in via Selvatico. La famiglia Vazzolera abita lungo una laterale via Torretti che i residenti hanno sistemato mettendo mano al portafoglio. Altrettanto non possono certo fare per risolvere il problema sulla via principale, la siepe che deborda sulla carreggiata, fagocitando i lampioni dell'illuminazione pubblica e qualsiasi altra cosa lungo la strada e portando via spazio alle auto. Non dico di eliminarla, ma se non altro potarla a un'altezza giusta, che le lampade dell'illuminazione stradale logicamente facciano luce sulla strada e non sulla siepe, e che insomma, e oltretutto possibilmente da quel lato della siepe, volendo, io non sono, come le ripeto, né un ingegnere né un geometra, ma potrebbe uscire una pista ciclabile o pedonabile per la gente che cammina a piedi, perché qua anche andare a piedi è un pericolo. Per noi nonne è un rischio per noi, qui passeggini. Dobbiamo prendere la responsabilità del nipotino e oltre tutto non va, così non va. Non si può muovere noi nonne. Per non parlare del problema allagamenti, qui in strada a inizio giugno c'era 1,5 metri d'acqua, dicono. I residenti si erano rivolti senza esito alla precedente amministrazione. E adesso spero che il nostro nuovo eletto neosindaco, il quale ci ha promesso personalmente che rimedierà alla faccenda di questa strada, perché è veramente una vergogna vedersi soprattutto il pericolo che c'è, soprattutto quando c'è sera.